Amici di Cusella Memoria, amici della Sardegna, ci troviamo in territorio di Puttifigari e ho finalmente, di nuovo perché è già la seconda volta, l'onore di poter visitare la necropoli di Sincantu. Già vi anticipo che una delle 4 Domus de Janas di questo costone di roccia è quella, ma ovviamente quella preferita da tutti per miliardi di cose sarà quella che vedremo tra poco. Domus de Janas, che non è stata scoperta da tantissimo perché si parla degli anni praticamente della seconda metà degli anni 80, poco prima del 1990, Sebastiano Porcu, in base a tante segnalazioni che gli venivano date dagli conoscitori del territorio, si trovò di fronte a una scoperta straordinaria. Va trovata appunto la Domus de Giana di Sincantu. Ovviamente Sincantu poi gliel'hanno dato dopo il nome e non sono neanche sicurissimo, anzi probabilmente non è così, non è neanche il nome appunto della località. I più esperti ce lo diranno. Ebbene, la Domus de Janas che vi farò vedere è questa, la Domus de Janas Sincantu, che è praticamente introdotta da questo bellissimo corridoio. Guardate che meraviglia, un lunghissimo dromo che poi ci porta in uno spettacolo del prenuragico in Sardegna. Vi anticipo anche che praticamente questa Domus de Janas è stata scavata e indagata poi a seguito delle segnalazioni dal De Martis, e quando si effettuarono gli scavi qua si vedeva solamente appunto il corridoio e la ticella, perché tutto era sepolto da grossi massi e da ovviamente terra. Questa struttura, avremo modo di parlarne, è stata costruita ovviamente dopo perché la Domus non si allagasse, anche se comunque sulla sinistra, ora magari non si vedono, ma comunque ci sono dei canali e delle coppelle che verosimilmente potevano servire. Guardate, mi avvicino subito e ve le faccio vedere. Ok, quelle potrebbero essere verosimilmente delle canalette per far defluire l'acqua e non far allagare la Domus de Janas. Ok, noi adesso ci entriamo. Come potete vedere il cancelletto adesso è aperto e poi vi dirò il perché è aperto. Bene, entriamo all'interno di questa straordinaria Domus, dove praticamente non è stato trovato alcun scheletro. Eccoci, qua c'è praticamente il regolamento che ovviamente anche noi seguiremo, quindi questo è il regolamento della soprintendenza per quanto riguarda le visite all'interno della necropoli di Monte Sisiri. Questa è l'anticella. L'anticella è comune a tantissime Domus de Janas, che vi ricordo sono circa 3.000-3.200 quelle scoperte in Sardegna, chissà ancora quante stanno celate sottoterra, e 200-220 sono le tombe decorate, quelle che praticamente fanno sì che ci siano scolpiti dei motivi straordinari o comunque delle pitture. Guardate che meraviglia questa inquadratura dell'atrio, perché una volta che si lascia l'anticella si entra nell'atrio attraverso questi gradini che ovviamente agevolano l'ingresso alla Domus, ma servono anche per preservare il gradino sedile. Eccola, che c'è sopra. Siamo praticamente dentro l'atrio. Dicevo che questa Domus de Janas è caratterizzata da avere un lungo corridoio, un atrio, una stanza e poi 2 nicchie laterali, e nell'atrio si possono vedere le prime bellezze di questa Domus. Questa falsa porta mi ha ricordato una A, anche questa, le tombe a prospetto. Guardate che meraviglia. Poi la triplice e le triplici corna taurine, straordinario. Una porta cieca, una falsa porta sia alla destra quando entrate ma anche alla sinistra. È quello che vi dicevo all'inizio, cioè che la struttura è stata praticamente protetta, lo potete vedere qui. Hanno costruito una serie di strutture in pietra e in legno affinché questa struttura potesse essere preservata dalle acquazzoni, dall'acqua, insomma, praticamente. Eccola qua, ancora corna, ancora protomi. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Ma il bello deve ancora venire, che il bello deve ancora venire, perché eccolo qua, stiamo per entrare nella stanza, ed è praticamente appena si entra nella stanza, amici di Cusella Memoria, che tutto poi ha un senso. Eccolo qua, il focolare, guardate che meraviglia, questi archi concentrici, straordinario. Assomiglia, non so se ce l'avete presente quando voi buttate un sasso nell'acqua e si creano appunto i cerchi concentrici. Straordinario questo focolare.
la Domus Deggiana di Sincantu ha il suo apogeo proprio all'interno della stanza, perché come potete vedere ricrea esattamente la vita di tutti i giorni. Si voleva accompagnare il caro, sì, praticamente nell'oltretomba, ma con tutto l'amore, con tutto il comfort, con tutto il calore che poteva dare solo esclusivamente la casa, la familiarità. Ecco, ancora rivediamo il focolare straordinario, poi la falsaporta, guardate qua, anche se comunque falsaporta è un termine che piano piano mi sta facendo sempre meno, perché questo aggettivo falso a me non mi piace, e quindi diciamo porta cieca, dai, è una porta cieca sormontata guardate qua, erano ossessionati loro dalle proto-mitauline straordinarie, a forma di barca peraltro, tutti quanti sono concordi che la forma di barca non è casuale. Amici di Custodia della Memoria, guardate poi le colonne, eccole qua, a tutto tondo, straordinario, ecco qua. Io praticamente faccio il giro a 360 gradi di queste straordinarie colonne, una delle quali è incisa, ve la farò vedere, ed è esattamente da questa prospettiva che poi si vede una cosa bellissima, eccolo qua, la trave di colmo del tetto, guardate qua, tetto doppio spiovente con i travetti poi trasversali a creare un angolo retto. Era magistrale il modo di scolpire, che dava appunto un senso di tridimensionalità straordinario, pazzesco. E se non ho capito male, qui c'era un'alternanza di rosso e di nero, quindi utilizzavano l'oca rossa e poi pigmenti neri per dare un significato spettacolare a questa Domus Deggiana Sincantu. Un altro particolare che mi ha incuriosito, guardate qua, eccolo qua, ciao, no, tu sei un bellissimo Gecko, e io ovviamente ti lascio in pace, ma no, volevo dire, guardate qua, questo senso di fondamenta che poteva dare, lo vedete questo gradino rialzato? Straordinario, ragazzi, picco, martellina, colpo su colpo, chissà quanto tempo loro ci impiegavano a costruire una meraviglia del genere. Straordinario, straordinario. Di contro, ecco, noi passiamo all'altra colonna e vi facciamo vedere i motivi scolpiti, c'è anche l'ombra del mio stabilizzatore. Ecco qua, facciamo di nuovo un giro e vediamo anche questo. Che meraviglia, ecco qua. E poi guardate che belle invece le cornici che poi davano praticamente l'ingresso alle sepolture vere e proprie, che sono due. Eccola qua, una qua a destra, eccola qua, la vediamo in pieno, ma c'è e anche una a sinistra, vediamo un po' se ci arriviamo. Quella a sinistra è caratterizzata da una sorta di catafalco, guardate qua, che bello. E come potete vedere, ecco qua, questo è più grande, dicevo, come potete vedere stacca appunto il contrasto tra questa stanza che è straordinariamente scolpita e rifinita e le stanze lisce, le stanze dove mettevano i cadaveri completamente lisce. Che bella questa Domus, amici di Custodia della Memoria. Ecco un particolare che insomma è da condannare, perché ecco, mi ha ricordato la Domus di Carbone, dove qualcuno col picco pensava di trovare un tesoro. Allora io ve lo dico chiaro e tondo, c'è molta più probabilità che vinciate al Superenalotto piuttosto di trovare un tesoro indietro. Ancora lo sguardo a questo ipnotico focolare. Che bello ragazzi, che bello. Dunque, allora, capitolo gestione. Questo posto non è gestito, ok? In questo posto ci sono arrivati in tanti. Sicuramente mi chiederete come ci si arriva. Il posto ovviamente è mappato, c'è su Google, c'è su Wikimappia, solo che io sconsiglio la visita da soli, ok? Io adesso il cancelletto che avete visto prima l'ho trovato aperto perché mi sono organizzato con amici del territorio che mi hanno praticamente fatto compagnia, e solitamente quel cancelletto è chiuso, pertanto io vi consiglio appunto di chiedere o al comune oppure alla Proloco, oppure di contattare le
tante guide, ce ne sono tantissime in Sardegna, amici di Custodia della Memoria, loro hanno contatti e riferimenti affinché voi possiate venire qua con loro e ovviamente sentire da loro migliori dettagli, maggiori dettagli e una storia anche magari migliore della mia, ok? Dico sempre di appurare sempre, non fermarsi a quello che vedete, ma appurare sempre tutto quello che si dice, che lo dicano custodi della memoria o che lo dicono più o meno esperti, va bene? Allora, io chiudo esattamente da qua, l'emozione ragazzi è tantissima perché venire a Sincantu è una cosa straordinaria, arricchisce l'animo, insomma il mio auspicio è che comunque questo posto diventi meta di tantissimi turisti, di tantissimi appassionati, amanti della storia sarda. E quindi allora io praticamente adesso mi accovaccio e piano piano faccio sfumare le immagini dall'interno verso l'esterno, ok? Amici di Custodia della Memoria, è stato un piacere accompagnarvi fin qua, grazie di tutto, grazie per il seguito, un caro saluto, ciao a tutti.